Questa è la storia delle trasformazioni urbanistiche di Venezia nell'Ottocento. Nei secoli la città, concepita come molti quartieri isola collegati da vie d'acqua e secondariamente da ponti, per facilitare la viabilità pedonale e per igiene interviene interrando alcuni canali, facendo nascere il Rio Terà. Il primo di cui si ha notizia è il Rio Terà della Maddalena e risalirebbe al 1398. Però il maggior numero di Ri Terà nasce durante il Settecento e soprattutto l'Ottocento, secolo di trasformazione per molte città europee. Tra il 1816 e il 1866 vengono interrati ben 28 Ri. Uno degli esempi più famosi è via Garibaldi nel Sestiere di Castello. Napoleone prese Venezia oltre a intervenire in piazza San Marco, volendo creare una grande via sul modello parigino, nel 1807 fa interrare parzialmente il Rio di Sant'Anna. Chiama la nuova via monumentale Strada Eugenia, secondo alcune fonti in onore di una delle sue sorelle, secondo altre in onore del cognato e viceré Eugenio. Dopo l'unità d'Italia venne poi intitolata Garibaldi. Un altro esempio importante di rivoluzione urbana è la Strada Nova, che collega la stazione con Rialto. Strada Nova, per essere precisi, sarebbe il nome soltanto del tratto finale tra Santa Fosca e il campo di Sant'Apostoli, ma è di uso comune chiamare così l'intero percorso, che non è nato da un unico progetto. Il primo intervento è del 1818, sotto governo austriaco. Viene interrato il Rio dei Due Ponti fino al campo dell'Anconetta per rivitalizzare Canareggio, all'epoca area periferica, creando un'importante direttrice pedonale per favorire scambi e sviluppi locali. Per la sua portata, questo interramento condiziona anche tutti gli interventi futuri, diventando il punto da cui partire per i prolungamenti successivi. Il secondo intervento, sempre sotto governo austriaco, è l'interramento del 1844 dei Ri Sabbioni e dell'Isola nella zona della Lista di Spagna, creando un ampio collegamento pedonale tra l'intervento precedente e la neonata stazione ferroviaria. La nuova viabilità creata dal collegamento ferroviario con la terraferma ribalta il baricentro della città, dalla direttrice Rialto San Marco Castello verso la direttrice ferrovia Rialto San Marco. L'ultimo tratto della Strada Nova tra Santa Fosca e Santi Apostoli viene concepito e realizzato dal governo italiano dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia nel 1866. Dopo lunghi dibattiti si arriva a una scelta finale tra due progetti, uno per una larga strada completamente rettilinea con molte demolizioni e uno meno impattante e più basato sulla viabilità esistente. Viene scelto e realizzato il primo progetto e la nuova ampia strada nel 1871 completa così il percorso tra Rialto e la stazione. Questi e molti altri lavori, come la costruzione di ponti, hanno convertito una città di isole collegate da canali a una città più pedonale, pur mantenendo gran parte dell'urbanistica originale, non così intuitiva ma caratteristica.